È partito l'ampliamento del pronto soccorso di Lavagna. A breve la nuova area per la traumatologia d'urgenza, a fine anno l'ingresso provvisorio. In 2 anni la struttura raddoppierà la superficie. 350.000 euro in arrivo nel 2020 a Chiavari per il rafforzamento delle scogliere. La cifra è contenuta nel riparto triennale previsto dalla Regione. A fine mese, intanto, al via il secondo lotto dell'intervento iniziato in luglio. È iniziato il 31esimo viaggio apostolico del Papa in Mozambico, Madagascar e Mauritius. L'arrivo questa sera all'aeroporto di Maputo, le principali tappe in diretta sul canale 15 di Telepace. La storia di Santa Maria del Taro in mostra nel cuore del borgo. Alcuni volontari hanno contribuito con foto e documenti. Si va dall'anno 1000 al periodo dell'emigrazione, passando per il boom industriale di fine Ottocento. Una grande festa, il cui ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa di Cogorno. Orto Nadia a San Salvatore ha celebrato così i 100 anni di attività. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro telegiornale. Sono partiti a Lavagna i lavori per l'ampliamento del pronto soccorso. Nelle prossime settimane si completerà lo spostamento dell'area della traumatologia d'urgenza, mentre all'inizio del 2020 sarà aperto il nuovo ingresso provvisorio. La struttura nei prossimi 2 anni raddoppierà la propria superficie operativa. Andrea Capitani ha sentito la direttrice dell'ASL 4. Sono partiti in questi giorni i lavori per l'ampliamento del pronto soccorso di Lavagna, che entro i prossimi 2 anni raddoppierà la propria superficie operativa, arrivando a quasi 600 metri quadrati. Il primo passo compiuto è il trasferimento dell'area dedicata alla traumatologia, che sarà allestita in una nuova zona di quasi 60 metri quadrati, liberando l'attuale, che verrà interessata da un profondo lavoro di restyling. A brevissimo apriremo la prima parte che riguarda l'ampliamento della traumatologia ortopedia d'urgenza, quindi i locali che sono destinati al pronto soccorso per il trattamento delle patologie ortopediche e traumatiche, e quindi insomma questo già sarà un aiuto nei percorsi di cura che si svolgono all'interno del nostro pronto soccorso, perché permetterà di avere più spazio disponibile anche per le patologie invece di tipo internistico, quindi non traumatologico. Suddiviso in 3 lotti funzionali, l'intervento dovrebbe concludersi nel prossimo biennio. Doterà l'ospedale di Lavagna di un centro di primo soccorso all'avanguardia. Il numero di posti letto resterà invariato, ma la loro disposizione sarà decisamente migliorata, soprattutto nei periodi di grande afflusso alla struttura. Il primo trasferimento riguarderà, come vi ho detto, l'ortopedia, ma al contempo stiamo realizzando il nuovo accesso al pronto soccorso, che sarà un accesso provvisorio temporaneo con il nuovo triage per permettere i lavori sull'attuale, e quindi poi ci sarà uno spostamento di sedi fino al completamento del terzo lotto, che porterà al nuovo completo pronto soccorso rinnovato e ristrutturato. In che tempi verranno realizzati, bene o male? I tempi sono in questo caso un po' più lunghi se lo guardiamo nel complesso. Se li guardiamo nei vari step, 1 anno, 1 anno e mezzo, insomma potremo già vedere degli importanti risultati. Cambiamo tema, andiamo a Chiavari, dove a fine mese partirà il secondo lotto di lavori per il rafforzamento delle scogliere colpite dalla mareggiata. A parlarne questa mattina il sindaco, che annuncia una novità. La Regione ha previsto un riparto triennale di fondi che nel 2020 permetterà di ripristinare le dighe e il muraglione a ponente di Villa Piaggio. L'intervista. Alla fine del mese di settembre completeremo quell'intervento di difesa delle opere costiere a seguito della mareggiata di fine ottobre. Infatti abbiamo fatto un primo intervento per mettere in sicurezza le spiagge a ponente durante la stagione balneare. Ora, la settimana prossima, avremo un incontro tecnico presso l'Ufficio Lavori Pubblici con la ditta e ingegneri incaricati per programmare nell'ultima settimana di settembre proprio il rifacimento completo del lotto, che riguarda un importo complessivo di 150.000 euro, per far sì che durante il mese di ottobre la città sia protetta da eventuali mareggiate. Partiremo con un intervento all'interno delle dighe, con un pontone più piccolo nelle spiagge a ponente, e poi ci sposteremo verso Levante. 2020, che novità arrivano dalla Regione? La Regione, il commissario straordinario per l'emergenza, il presidente Toti, ha comunicato una proposta di piano di riparto delle risorse per l'annualità 2020 e 2021, che dovremo noi confermare entro la fine ottobre 2019. La proposta che fa il commissario alla Protezione Civile Nazionale riguarda per Chiavari contributi per 350.000 euro, di cui 150.000 euro serviranno per rinfoltire e rinforzare le dighe, come questo intervento che stiamo facendo nel 2019.
In più 200.000 euro servirà per ripristinare il muraglione a ponente di Villa Piaggio e anche la diga Frangiflutti di fronte alla Villa Piaggio. Questo è per il 2020, c'è una proposta anche per il 2021? Sì, la proposta del commissario per emergenze è triennale, 2019, 20 e 21, e nel 2021 proporrà sempre alla Protezione Civile Nazionale altri 150.000 euro sempre per infoltire le dighe, quindi si tratta di 3 lotti annuali da 150.000 euro. Siamo all'informazione religiosa. È iniziato il 31esimo viaggio apostolico del Papa in Mozambico, Madagascar e Mauritius. L'aereo papale è decollato questa mattina poco dopo le 8 e arriverà a Maputo questa sera alle 18:30. L'arrivo sarà trasmesso in diretta sul canale 15 di Telepace. Seguiremo poi tutte le principali tappe del viaggio nel sud dell'Africa. Ma qual è la situazione del Mozambico, il primo paese ad essere visitato da Francesco? Ce ne parla padre Sandro Faedi, che di recente ha visitato la nostra diocesi. Lo abbiamo intervistato. L'ultima visita di un papa in Mozambico è stata quella di San Giovanni Paolo II nel 1988. Vide un paese in guerra da 16 anni e da quel momento, con i vescovi del paese, diede il via al processo che portò alla pace del 1992. La devozione per la figura del Papa è altissima in Mozambico. Tutti sanno che è promotrice di armonia e riconciliazione. Per questo in tanti si stanno preparando a salutare Francesco. Ne ha parlato a Chiavari padre Sandro Faedi, da anni missionario in Mozambico. Di recente c'è stata guerriglia, ha spiegato, ma oggi la situazione è rientrata. Essendo che il Presidente della Repubblica ha visitato il Papa lo scorso anno e al Presidente il Papa ha detto verrò in Mozambico solo se trovo il paese pacificato. E il Presidente ha fatto il possibile perché qualche giorno fa, il 29 di luglio, fosse firmata la resa delle armi da parte dei guerriglieri e l'inserimento di questi guerriglieri nell'esercito regolare. Padre Sandro Faedi è un missionario della Consolata. Ha trascorso un periodo di sosta nella struttura dei padri a Cavi di Lavagna. Negli ultimi 2 anni e mezzo il religioso è stato amministratore apostolico della diocesi di Tete, nel nord del Mozambico. Un periodo di grandi sfide, la gente chiede lavoro, un sistema agricolo più intelligente e più sacerdoti. Grazie ad un contributo della CEI, padre Faedi aprirà una radio che, questo è l'auspicio, possa debuttare già in questi giorni per raccontare alla gente della diocesi di Tete la visita del Papa a Maputo. Abbiamo aiuto adesso per mettere su la radio diocesana Moadia, che vuol dire canoa, perché siamo noi sul fiume Zambesi, il grande fiume del Mozambico, e canoa vuol dire la comunicazione, vuol dire il messaggio, vuol dire il trasporto di persone. Noi abbiamo pensato a un messaggio religioso e di formazione cristiana, ma anche un messaggio di formazione politica, sociale, formazione nell'agricoltura, formazione nella salute, una radio che formi, informi e crei comunione e pace in tutto il nostro popolo mozambicano. Domani, giovedì, alle 9:45 il Papa incontrerà il Presidente, la società civile e il corpo diplomatico. Alle 11 presiederà l'incontro interreligioso con i giovani e nel pomeriggio alle 16:15 incontrerà il clero nella cattedrale dell'Immacolata. Tutto questo sempre sul canale 15 di Telepace. In diocesi, a conclusione del 20ennale della beatificazione di Brigida Morello di Gesù, oggi alle 18 il Vescovo presiederà la messa nella chiesa di San Michele di Pagana a Rapallo. La celebrazione sarà preceduta alle 17 dall'inaugurazione della mostra dedicata alla figura della Beata. Al termine ci sarà un momento di festa insieme. Adesso andiamo in Val di Taro. Nel borgo di Santa Maria è allestita una mostra sulla sua storia, realizzata grazie all'impegno e alla passione di alcuni volontari e abitanti. Resterà aperta sino a fine mese e potrà essere visitata anche in occasione della festa della Madonna Bambina di domenica. Siamo andati a vedere. Adagiata nella Val Taro, Santa Maria è una culla di storia, è zona di confine ma non è barriera, è ponte tra territori ed epoche. Una decina di volontari ha messo in mostra il fascino del paese con foto e documenti. L'idea è di Corrado Truffelli, già docente all'Università di Parma, è lui che spiega le origini storiche di Santa Maria del Taro, cuore dell'esposizione. Tra il 1000, circa il 1000, il periodo in cui la chiesa di Santa Maria del Taro è stata creata probabilmente ad opera dei monaci di Borzone, fino al
secolo scorso, che ha avuto per esempio nella emigrazione uno dei momenti più significativi della storia di questo paese. Tra i pannelli spiccano le foto dedicate al periodo delle miniere. Nel 1870 la zona ha ospitato infatti i primi tentativi di industria chimica condotti dall'anglo-francese Henri de Thierry. L'esito non è stato soddisfacente e allora l'industria è stata basata sullo sfruttamento del legname, della foresta del Penna, una foresta millenaria di magnifici faggi che sono stati tagliati e distillati in modo da produrre delle sostanze metilene, acido metilico e altre sostanze chimiche che venivano allora commercializzate. Con le foto impresse negli occhi basta percorrere pochi metri per ritrovare quasi intatta la via delle industrie, con alcuni capannoni rimasti fermi nel tempo. Riavvolgendo la pellicola della storia si può immaginare la teleferica che portava il legname sul colle poco sopra Santa Maria. Tra le grandi infrastrutture che aveva costruito questo magnate inglese vi era la strada del Bocco e anche la teleferica che consentiva di raggiungere a valle il legname tagliato sul Monte Penna, sulla foresta del Monte Penna. Era un'infrastruttura molto all'avanguardia per i tempi, si snodava su diversi chilometri di lunghezza. La mostra resterà aperta sino a fine mese. Gli organizzatori sperano che possa diventare un'esposizione permanente per non perdere le radici storico-culturali e religiose del borgo. Nella chiesa di Santa Maria del Taro dunque si celebra domenica 8 settembre la festa in onore di Maria Bambina, alle 11 la messa presieduta da Monsignor Domenico Berni, alle 15:30 i vespri e la processione a seguire la celebrazione eucaristica. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Missano a Castiglione Chiavarese festeggia Nostra Signora della Misericordia nel 410° anno dell'apparizione. Le celebrazioni si terranno al Santuario del Conio. Il triduo parte domani con la messa alle 20:30. Domenica la celebrazione solenne alle 10:30, alle 16:30 il vespro e la processione presieduta da Don Alberto Gastaldi. E ora cambiamo tema, parliamo di una grande sagra che si è svolta in piazza, alla quale è stata invitata tutta la città per fare festa insieme e contribuire con un'offerta libera a sostenere la Croce Rossa di Cogorno. A organizzarla Orto Nadia, una delle botteghe storiche di San Salvatore, in occasione dei suoi 100 anni di attività. Siamo andati a vedere. Non capita tutti i giorni di festeggiare un secolo di vita e Orto Nadia ha deciso di farlo in grande stile, sottolineando il proprio legame con il territorio e le persone. I titolari del negozio d'ortofrutta hanno organizzato una grande festa in piazza, invitando tutta la cittadinanza e devolvendo il ricavato alla Croce Rossa di Cogorno. Presenti la proprietaria Nadia Cartagenova e i figli cotitolari che si sono occupati di ogni aspetto dell'organizzazione, dal cucinare le pietanze all'intrattenimento musicale. Che non è da tutti regalare una sagra e tutto il ricavato a una pubblica assistenza come la Croce Rossa qua di Cogorno. Mio padre diceva sempre una frase: chi vale vola, e noi stasera stiamo volando. Proprio lui è la cosa a cui teneva di più al mondo. Lui era anni che diceva, quando stava bene, che avrebbe voluto fare una festa che tutto il paese ne avesse parlato e ricordato, e l'abbiamo fatta così in suo onore, perché ci vogliamo bene, siamo uniti, lavoriamo tutti insieme, è stato proprio bello, gratificante. Abbiamo cercato di pensare a tutto e questa festa è dedicata ai maestri, a chi ci ha insegnato, ai miei suoceri che hanno fatto tanti sacrifici, tante ore di lavoro, tante rinunce, ma hanno avuto anche tante belle soddisfazioni. Una grande famiglia. Una grande famiglia, una bella famiglia unita, si aiuta sempre, si litiga ogni tanto, e che dire, per me è la migliore. E Luca? Luca è contento di tutto questo. Sì, per averti. Bene, è il momento della rassegna stampa, ci ritroviamo subito dopo con gli ultimi aggiornamenti. Prima pagina di Avvenire, c'è il sì al Conte bis, via libera dal 79% degli iscritti al Movimento 5 Stelle, partecipazione record al voto online, completato l'accordo sul programma con il PD, oggi la squadra di governo.
All'interno del quotidiano cattolico, Francesco da oggi in Africa, messaggero di riconciliazione. L'arrivo questa sera alle 18:30 ora italiana a Maputo in diretta su Telepace. E poi la prima pagina del secolo XIX, Rousseau battezza il Conte II, ultima trattativa sui ministri. Il Premier, decido io sul sottosegretario, oggi da Mattarella con la lista Di Maio verso gli esteri, Gentiloni possibile commissario dell'Unione Europea. L'ira di Salvini, non potete scappare all'infinito dalle elezioni. A centropagina poi il caos in Inghilterra, Brexit, Johnson nei guai, non ha più la maggioranza. La Liguria ha sempre più sete di vigneti, boom di richieste, ma c'è il vincolo dell'Unione Europea. Sono 131 le domande di aziende private alla Regione per estendere terreni già coltivati. L'assessore Mai dichiara, peccato limitare le concessioni, si frena un settore in crescita. Adesso la prima pagina del Levante, il turismo di settembre legato al meteo e c'è il calo del settore congressuale, così gli albergatori. Il salone nautico anticipato non aiuta, ma i vacanzieri del periodo si distinguono dalla massa e sono più attenti al territorio. All'interno del giornale andiamo a Rapallo, Castagneto via i lavori, ma non solo. Trattative in corso tra Comune e Ferrovie per l'acquisto dell'ex calo da confermare parcheggio pubblico a pagamento. In redazione adesso dove è pronto Giacomo Rizzi. A te Giacomo. Grazie Maurizio e un saluto a chi ci segue da casa. Guidava il proprio ciclomotore sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Un ventenne è stato denunciato dai carabinieri di Sestri Levante. Il ragazzo era stato sottoposto dagli agenti ad accertamenti tossicologici dopo aver causato un danno a se stesso mentre conduceva il proprio mezzo. È risultato positivo a sostanze stupefacenti e con un tasso alcolemico di 2,9 grammi per litro. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Bene, grazie, siamo in conclusione. Vi ricordo questo pomeriggio alle 18:30 l'arrivo del Papa in Mozambico, lo potrete seguire in diretta sul canale 15 di Telepace. Per tutte le altre notizie continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com e sul canale All News 187. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.